Delusi e sfiduciati è il malessere che attanaglia gli agenti di polizia per i tagli alle forze dell'ordine decisi dal governo nazionale contenuti dal disegno di legge di stabilità. Nei giorni scorsi hanno manifestato dinanzi alle prefetture d'Italia, anche ad Agrigento, per denunciare tra l'altro che dal prossimo 15 novembre non vi saranno più soldi per la benzina delle auto della polizia. Più volte i sindacati delle forze dell'ordine hanno chiesto l'azzeramento dei tagli, che adesso colpiscono come una scure la sicurezza e non gli sprechi. Il loro messaggio di malessere è stato recepito al momento soltanto dal governo siciliano, che sarebbe pronto a rinnovare il proprio impegno per inserire nella finanziaria i fondi necessari a coprire le spese per il trasporto degli operatori delle forze dell'ordine sui mezzi pubblici per motivi di servizio. Inoltre, con un emendamento che potrà essere approvato prima della manovra, sarà data copertura ai debiti già esistenti per le stesse finalità, che ammonterebbero a circa 6 milioni e mezzo di euro, rendendo subito disponibili 700.000 euro. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo dei Normanni dall'assessore regionale Pier Carmelo Russo nel corso di una conferenza stampa tenuta insieme al capogruppo del PD all'Ars, Antonello Cracolici. L'obiettivo tecnico è quello di dare i soldi ai comandi, l'obiettivo politico è quello di dare attenzione a un comparto, quello delle forze dell'ordine, da parte di un governo regionale che tanto, come quello siciliano, che tanta attenzione deve rivolgere a chi tanta attenzione rivolge ai siciliani, appunto le forze dell'ordine, in un contesto nazionale in cui viceversa nessuna attenzione vi è alle forze dell'ordine, come testimoniato dalle recenti proteste anche per la semplice benzina per i mezzi delle forze dell'ordine stesse.